noi chiederemo già da domani una rivalutazione dell'intero quadro cautelare e indiziario al giudice. Chiederà la revoca della misura cautelare. Esattamente. Interrogatorio di garanzia questa mattina in ospedale a Treviso, dove da 10 giorni è ricoverato Cristian Barzan, il 22enne di Quinto, dopo lo schianto a Povegliano tra la sua auto e quella su cui viaggiava Giuseppina Lobrutto, 62 anni, rimasta uccisa nell'impatto. Il ragazzo, che era stato raggiunto al Caffoncello da un'ordinanza di custodia cautelare, è accusato di omicidio e tentato omicidio. Secondo il quadro accusatorio avrebbe sterzato volontariamente, con l'intento forse di uccidere se stesso e l'ex fidanzata che viaggiava al suo fianco. Il giovane lo aveva detto alla vigilia e così è stato. Ha risposto a tutte le domande del giudice, ha spiegato il suo legale l'avvocato Fabio Crea, puntualmente e dettagliatamente, nonostante sia provato dal punto di vista fisico e psicologico. Lo studente ha fornito una versione diversa dei fatti rispetto a quanto raccontato agli inquirenti dall'ex fidanzata, ad iniziare dalla dinamica dell'incidente. Barzan ha respinto l'ipotesi di aver sterzato volontariamente, raccontando di una discussione in auto tra lui e l'ex. In pochi secondi dal momento in cui involontariamente è stata colpita al volto, un susseguirsi di situazioni all'interno dell'abitacolo dell'autovettura di grande agitazione e di grande distrazione, ciò che ha provocato appunto il superamento della corsia su cui proveniva la macchina della povera signora deceduta. Il ragazzo respinge anche le accuse di stalking nei confronti della fidanzata da cui si era lasciato a gennaio e di violenza sessuale che si sarebbe consumata sempre nei confronti dell'ex nell'auto parcheggiata prima del drammatico schianto. Lui nega qualsiasi forma di violenza, era un rapporto consenziente per il quale si erano già preparati all'incontro già da qualche giorno prima, quindi era assolutamente consapevole e consenziente sia dell'incontro che poi di tutto quello che è successo dopo. Sulla vicenda pesano le dichiarazioni rilasciate dalla ragazza agli inquirenti. Fatica a comprendere le ragioni per le quali abbia fatto queste dichiarazioni. Non avendo mai avuto non soltanto alcuna volontà di compiere quel gesto, ma soprattutto non essendoci né prima, ma soprattutto in quella sera, nessuna avvisaglia o nessun comportamento di Christian che possa aver determinato la ragazza a pensare in maniera concreta e ragionevole a un'ipotesi di questo genere. Intanto il giovane rimane ricoverato in ospedale.